Buonasera, alle principali notizie. A Catania perde la vista da un occhio, colpita da un proiettile vagante. La 18enne si era affacciata dal balcone di casa nel quartiere di Nesima. È giallo sulla dinamica di quanto è accaduto. Ancora morte sul lavoro, un operaio rimasto folgorato a Ficarazzi nel Palermitano, aveva 60 anni. La CGIL denuncia, ormai è operaicidio. A Palermo riemerge dal mare di Porticello il relitto del Basian. Domani a Termini Imerese sarà ispezionato per capire le cause del naufragio di quasi un anno fa. A Catania al via la stagione balneare, inaugurate le spiagge libere numero 1 e 3 della Playa. Il solarium del Nettuno aprirà martedì. Gay Pride a Palermo, registro amore, cancello odio, lo slogan lanciato lungo le vie della città. Anthony Barbagallo confermata la guida del PD siciliano, ma pesano le assenze di 8 deputati su 11 durante il congresso regionale. Calciomercato, il Catania pensa all'attacco, proposto a Inglese il prolungamento del contratto, in settimana sarà sciolto il nodo Cianci con la Ternana. Eccoci, buonasera. Dunque a Catania ha perso la vista da un occhio dopo essere stata ferita da un proiettile vagante giallo su quanto accaduto ad una 18enne che si era affacciata dal balcone di casa nel quartiere di Nesima. Ci dice tutto Roberta Lunghi. Si è affacciata dal balcone di casa nel quartiere Nesima, Catania, in via Cantone, quando improvvisamente ha avvertito un colpo al volto, proprio nella zona sottostante l'occhio sinistro. Sono le 23 di venerdì. Nel giro di un attimo per una ragazza di 18 anni è maturata un'incredibile tragedia, perché da quell'occhio non potrà mai più vedere. La scoperta di essere stata colpita da un proiettile vagante, la ragazza l'ha realizzata al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, dove si è subito recata accompagnata da un giovane. Da lì una corsa in ambulanza verso il San Marco, dove è stata operata d'urgenza nel reparto dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale. La 18enne non è in pericolo di vita, ma nonostante i medici siano riusciti a mantenere l'occhio, il danno al nervo ottico risulta irreversibile. Sul fronte indagini al momento vige riservo. La giovane non è stata in grado di fornire elementi utili e così i carabinieri di Nesima stanno vagliando diverse ipotesi, inclusa quella di un colpo partito da un'auto in transito, poiché dai primi rilievi non sembra che lo sparo sia avvenuto a distanza ravvicinata. Ancora un morto sul lavoro in Sicilia, un operaio è rimasto folgorato nel Palermitano, aveva 60 anni e dunque si allunga la scia sempre di più. La CGIL denuncia e dice è ormai operaicidio. Orazio Longo. Da una prima verifica sembra che l'uomo sia rimasto folgorato mentre stava realizzando lavori di muratura per conto terzi. Giovanni Sanfilippo, operaio di 60 anni, è stato trovato morto nei pressi di una cabina di media tensione in via Merci a Figarazzi, in provincia di Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sul luogo dell'incidente anche i tecnici dell'ASP. La cabina è stata sequestrata e la salma di Sanfilippo è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale per l'autopsia, che sarà disposta dalla Procura di Termini Imerese. L'ennesima morte sul lavoro a poche ore da un'altra, avvenuta in una cava a Castronovo, vittima Elio Reina, e dall'incidente che ha ucciso Samuel Scacciaferro, altro operaio 26enne di Caccamo, morto folgorato pochi giorni fa mentre lavorava in un impianto fotovoltaico a Menfi. Una lunga scia di sangue che si allunga sempre di più. Non accettiamo più questa strage silenziosa, gridano i sindacati, che denunciano una situazione insostenibile e chiedono interventi concreti. Secondo i dati emersi dalle ispezioni nei cantieri e nei luoghi di lavoro, oltre il 70% delle aziende controllate presenta irregolarità. Molte violazioni riguardano la sorveglianza sanitaria, la mancanza di formazione, i rischi elettrici, la sicurezza dall'alto e l'uso scorretto di macchinari. Ma sono pochi gli ispettori, denuncia la CGIL, 49 in Sicilia a fronte dei 751 in Lombardia e anche degli stessi 161 della Calabria. A Palermo riemerge dal mare di Porticello il relitto del Basian e da lunedì a Termini Imerese sarà ispezionato per capire le cause del naufragio di quasi un anno fa. Sentiamo Emanuela Corsi. Una volta effettuata questa prima operazione di svuotamento, la barca verrà di nuovo riposta in galleggiamento in maniera tale da effettuare delle prove che ci ha chiesto il perito della procura. Eccolo il Basian, mentre emerge dalle acque di Porticello, dove è affondato nella notte del 19 agosto dello scorso anno. Il relitto viene tenuto a filo d'acqua dalle gru Ebolift, come vediamo da queste immagini dall'alto, mentre viene svuotato per poi essere trasportato sospeso in aria nel porto di Termini Imerese, dove
verrà ispezionato. Un progetto ambizioso e faraonico da 25 milioni di euro. Attorno alla zona del recupero diverse le motovedette della Capitaneria di Porto per controllare il tratto di mare e verificare che non vi sia versamento di carburante dall'imbarcazione. Presente a bordo di una motovedetta anche il PM Raffaele Cammarano, che coordina le indagini e i militari della Guardia Costiera impegnati negli accertamenti. Una volta a terra verranno fatte altre ispezioni, come spiega il comandante maltese a bordo della nave Diciotti. Queste sono delle prove che il perito ha prescritto al fine poi di aggiungerle a tutte le altre analisi e verifiche che si faranno per poi avere un quadro completo della situazione dello scafo, dei motori, e poi aggiungendolo a tutti gli eventi che sono successi quella sera, chiaramente si potrà essere in grado di ricostruire l'evento. Dagli accertamenti sarà possibile determinare le cause della tragedia che portarono alla morte di 7 persone, tra cui quella del tycoon Mike Lynch, proprietario del veliero. Tra le persone indagate dalla Procura di Termini Imerese per omicidio colposo plurimo, il comandante neozelandese James Catfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker, che quella notte doveva attivare i sistemi di chiusura dei portelloni, e il marinaio di guardia Matthew Griffith, che invece doveva segnalare l'arrivo della tempesta. Ma c'è anche un'altra inchiesta, parallela, per un'altra morte legata alla maledizione del Besian, quella del subolandese Rob Cornelius Wieben, ucciso probabilmente da un'esplosione durante le operazioni di taglio del Boma. Anche qui 3 gli indagati per omicidio colposo e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. I genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina continuano il loro presidio e nel frattempo i medici dello stesso ospedale hanno eseguito un intervento ad altissimo rischio su un neonato di appena 1,5 kg. Francesco Triolo. Un intervento straordinario, delicato, una sfida clinica ad altissimo rischio vinta grazie alla perfetta sinergia tra diverse equip specialistiche, ben 5, è quanto accaduto al centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, dove è stata eseguita con successo una procedura exit su un feto di appena 1,5 kg affetto da una grave cardiopatia congenita associata a severo scompenso fetale. L'intervento effettuato direttamente in sala parto ha visto il piccolo paziente rimanere collegato alla placenta tramite il cordone ombelicale per tutta la durata della procedura, così da garantirgli ossigenazione e stabilità fino al completamento dell'operazione. Determinante è stato il lavoro coordinato di un'equipe multidisciplinare composta da ginecologi, anestesisti, neonatologi, cardiologi e cardiochirurghi pediatrici, che ha permesso di affrontare ogni fase critica con precisione e tempestività. L'intervento rappresenta un esempio di medicina d'eccellenza proprio nei giorni in cui è stanta la preoccupazione sul destino del CCPM, la cui proroga scadrà il prossimo 31 luglio. Anche oggi, tra una diretta sociale e l'altra, è proseguito il presidio dei genitori dei piccoli pazienti fuori dall'ospedale, in attesa che il presidente della regione Schifani renda nota qual è la soluzione che nei giorni scorsi il sindaco di Taormina, De Luca, ha annunciato c'è già. Oggi ufficialmente l'estate e noi vi portiamo a Salina tra vulcani silenziosi, calette nascoste e sapori autentici. L'isola incanta con la sua bellezza selvaggia. Eva Spampinato. A Salina è esplosa l'estate e i turisti già dai primi giorni di giugno arrivano sull'isola più verde delle Eolie per godere di un mix unico di storia, sapori e natura. Salina è un'isola vulcanica, è una storia molto lunga, quasi 450.000 anni, tutta la parte subaerea. Un'isola che incanta con le montagne che si specchiano nel blu, i profumi di capperi e malvasia e poi il mare. Cosa c'è là sotto? Il paradiso terrestre. Qui ogni sentiero sembra condurre a un segreto. Non si può spiegare a parole, è qualcosa di fantastico. Questo ragazzo arriva dall'Australia ed è sorpreso dall'acqua così calda e cristallina, mentre da Londra c'è chi viene qui per trovare calma, pace e accoglienza. Per me mi piace parlare italiano, credi o no? A Lingua il pane cunzato è poesia da mordere. A Pollara tutto parla di Massimo Troisi e del suo postino. Qui il sole non cala, si tuffa in mare. Salina è un libro di storia a cielo aperto e se c'è chi i libri li scambia, Tu prendi un libro e poi ne pusi un altro. C'è chi li sfoglia per raccontare del punto più antico dell'isola, Pizzocorvo. Questo è l'ultimo periodo dell'attività, è di circa 13.000 anni fa, che è invece associato a un vulcanismo estremamente esplosivo, un'attività pliniana. Questo era un lago? Il lago, cioè il cratere di Pollara, noi dobbiamo immaginare che noi ne vediamo mezzo cratere, l'altra metà era a mare.
E a Catania aprono lidi e spiagge libere e tanta gente alla playa, l'unica chiusa ancora per pochi giorni la spiaggia libera numero 2. Sentiamo Orazio Longo. Aprono le spiagge, la libera numero 1 e la libera numero 3 alla playa e il solarium di San Giovanni Licuti. Per la spiaggia libera numero 2, a causa della rimozione di alcuni manufatti in cemento, bisognerà invece aspettare ancora qualche giorno. Ultimi ritocchi per il solarium del Nautico, che sarà pronto martedì. Col 21 giugno, insomma, Catania apre le porte all'estate, anche se le ultime piogge hanno tenuto tutti col fiato sospeso. In particolare la pioggia di giovedì, che aveva messo in allarme i tecnici per la soglia di tracimazione del canale Arci, con l'intervento di sorveglianza conclusosi poche ore dopo. A preoccupare anche gli sversamenti di acqua. Ad ogni modo, ad ora le analisi del mare dicono che la qualità dell'acqua è sufficiente nei punti di prelevo di Aquicella Sud e negli sbocchi dei canali Forcile e Arci. Ottima invece al viale Kennedy 91, al Paradiso degli Aranci, a Vaccarizzo e a Primosole. Nuovi prelievi verranno effettuati a fine giugno e poi a fine luglio e a fine agosto per verificare l'eventuale presenza di escherichia-coli ed enterococchi. Tanta la gente che si è riversata sulle spiagge. Sul fronte della viabilità, attenzione a chi usa l'auto per raggiungere le spiagge. Per lunghi tratti della playa è vietato parcheggiare. In alternativa è attiva la linea D degli autobus AMTS. Questo pomeriggio in migliaia hanno sfilato alla Gay Pride a Palermo, la parata giunta alla 10ª edizione, dedicata quest'anno in particolare alla condanna del genocidio in Palestina. Roberta Lunghi. Registro amore, cancello odio. A suon di slogan e con una folla colorata e danzante si è svolta a Palermo la parata del Pride. Dal Foro Italico al Politeama, il Pride è dedicato quest'anno in particolare alla condanna del genocidio in Palestina, delle guerre e della corsa al riarmo globale. Un Pride senza sponsor, senza compromessi, un appuntamento atteso da migliaia di persone come la manifestazione politica più partecipata della città. È un gesto politico innanzitutto, è l'idea che a prescindere dal genere e dall'orientamento sessuale comunque fa parte di una comunità che ha bisogno di essere sostenuta. Tra la folla si sono mossi 10 carri più il trenino di famiglia arcobaleno dedicato alle famiglie con i bambini, un mezzo del Disability Pride attrezzato per le persone in carrozzina. Al termine della parata gli interventi politici, compreso quello della madrina del Palermo Pride 2025, francamente, cantautrice queer torinese, diventata popolare nel corso di X Factor. Adesso una breve pausa per la politica. Anthony Barbagallo, nuovo segretario regionale del Partito Democratico, ma non mancano le polemiche. Anthony Barbagallo è ufficialmente il segretario regionale del Partito Democratico. La sua è una riconferma per un altro mandato. Eletti Alfredo Rizzo tesoriere e Valentina Chinici vice segretaria. Ma a fare notizia sono le assenze della quasi totalità dei deputati, compresi i nomi storici del partito in Sicilia. Maglio Viola. Il congresso regionale del PD ha ratificato all'unanimità questa mattina l'elezione di Anthony Barbagallo a segretario regionale. Si è trattato di poco più di una formalità, visto che il segretario era già stato scelto. La sua vice sarà Valentina Chinnici, anche lei indicata nella fase precongressuale. Presidente eletta stamattina con voto palese all'unanimità è Cleo Licalzi. Ma Barbagallo sarà segretario di un partito diviso. 8 deputati regionali su 11 hanno disertato il congresso e fra loro ci sono anche nomi pesanti, partendo dall'eurodeputato Giuseppe Lupo, ma anche il capogruppo all'Ars Giuseppe Catanzaro, il presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, il sindaco Giovanni Burtoni, amico personale del presidente Mattarella, il deputato cislino Mario Giambona e il più grande oppositore di Barbagallo, Fabio Venezia, solo per fare qualche nome. Ci sono diversi assenti, c'è una parte del partito che non ha partecipato al congresso, noi la rispettiamo e continuiamo a tenere la porta aperta, la mano tesa, come dire, per coinvolgerli sulla costruzione delle idee e dell'azione politica. Al congresso del PD, poco più di una formalità come detto, presenti anche i rappresentanti delle forze della coalizione, fra cui il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, il coordinatore regionale di Controcorrente Gandolfo Loverde, il segretario di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto, la co-portavoce regionale di Europa Verde Antonella Ingianni e Angelo Biondo della segreteria regionale della CGIL Sicilia. Parla dell'esigenza di ritornare a cementare la coalizione il commissario per il congresso del PD, Nico Stumpo, che con oggi conclude il suo mandato. È una presenza stamattina significativa, il centrosinistra e il campo progressista si ritrova attorno al PD, un'alternativa in questa terra è possibile.
però serve un campo largo, inclusivo e alternativo soprattutto nei metodi della selezione dei manager, nei metodi della costruzione delle liste e nei metodi di costruzione del consenso, che devono essere alternativi rispetto a questa lottizzazione di potere, clientele e patronati che fa il centrodestra. Da domani si deve partire con la ricostruzione di un partito a pezzi e di questo l'intera classe dirigente ha dovuto prendere atto. A 3 giorni dall'esplodere della notizia su una inchiesta per corruzione che coinvolge il presidente dell'ARS, la politica siciliana si interroga, sorpresa da notizie frammentarie e da un'inchiesta che parte da lontano. Ancora Manlio Viola. Cosa c'è veramente nelle carte della Procura relative all'inchiesta che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati del presidente dell'AS Gaetano Galvagno con l'accusa di corruzione? È la domanda che si pone tutta la politica siciliana. La Procura resta in silenzio, ma le notizie circolate fino ad ora sembrano davvero troppo poco perché la magistratura decida di fare un passo come questo. Tutto avrebbe avuto origine dallo scandalo della mostra fotografica della regione a Cannes, un progetto da poco meno di 4 milioni di euro stoppato dopo essere finito sulle pagine dei giornali. Ma da Sicilia Donne e Cinema, la mostra milionaria con incarico dato a una società del Lussemburgo, l'inchiesta aperta e poi richiusa proprio per effetto dello stop avrebbe aperto invece il vaso di Pandora. La magistratura avrebbe iniziato a indagare sui contributi del programma Sisili e poi dai meandri dell'assessorato turismo sarebbe passata alle cosiddette leggi mancia fatte per 2 anni dall'ARS distribuendo contributi in finanziaria in base alle indicazioni dei deputati. La corruzione di Galvagno sarebbe in un'auto fornita a Milano dall'imprenditore Tommaso Dragotto, al presidente rimasto a piedi, nei biglietti per eventi e spettacoli omaggiati dall'impresario Nuccio Laferlita, nelle consulenze date ai suoi 2 collaboratori, lavori fatturati ma fittizi secondo la magistratura per far girare i soldi a fronte di contributi per 300.000 euro. Cose indimostrabili, a meno che non ci siano intercettazioni. Ma se ci sono, cos'altro c'è in quei nastri? Questa è la domanda principe che si pongono tutti nell'isola. Una breve pausa e poi le ultime per il calciomercato del Catania. Al calciomercato il Catania pensa all'attacco, i rossazzurri hanno formulato una proposta inglese per provare a trattenerlo. Entro martedì si scioglierà invece il nodo legato a Cianci. Marco Carli. La prima data cruciale del mercato del Catania dipende dalla Sampdoria. Strano a dirsi, ma a causa dei problemi e dei ritardi legati ai play-out della B, i blu cerchiati e la Salernitana hanno chiesto e ottenuto una deroga per l'esercizio del diritto di riscatto con riferimento ai prestiti che prevedono tale possibilità. La finestra è stata spostata per tutte le società, dunque anche per il Catania, tra il 22 e il 24 di giugno. C'è tempo fino a martedì. Il nome più importante in entrata per quanto riguarda questi giocatori è ovviamente Cianci, ribadendo che non c'è nessun riscatto già esercitato dalla Ternana. Se i rossoverdi vorranno riprendersi Cianci, 13 gol in questa stagione, dovranno versare 100.000 euro al club di Pelligra, che nel frattempo in settimana ha fatto pervenire a Inglese attraverso il direttore sportivo Pastore un'offerta per prolungare la sua permanenza a Catania. Starà all'attaccante valutarla. L'obiettivo per la società è avere 2-3 giocatori che possano fare la differenza in attacco. Partire da Cianci e Inglese sarebbe certamente un ottimo inizio. I prossimi giorni sveleranno gli scenari definitivi. Tornando ai diritti di riscatto, rientrerà Teio, che la società proverà a piazzare all'estero. Tornerà anche Castellini, che è sul mercato. Il Catania vuole la cifra che si avvicina al 1 milione, magari con una parte fissa e l'altra dipendente dagli obiettivi. L'ipotesi potrebbe essere anche quella di girarlo in prestito, ma con obblighi ben precisi per il riscatto della stagione prossima. Cicerelli, come risaputo, tornerà a Catania e nel corso della stagione si valuterà un eventuale prolungamento. Iniziato a Trapani il Trinacria Cup 2025 di pallanuoto con le nazionali di Italia, Spagna, Grecia e Ungheria. Nella gara di apertura Italia sconfitta per 10-12 dall'Ungheria. Sentiamo Franco Cammarasana. Iniziato con una sconfitta dell'Italia il Trinacria Cup 2025, quadrangolare di pallanuoto che si sta svolgendo nella rinnovata piscina olimpionica di Trapani. A scendere in acqua, oltre alla squadra azzurra, 3 tra le più forti nazionali europee come Spagna, Grecia e Ungheria, tutte e 3 sul podio della Coppa del Mondo 2025. Nella gara di apertura l'Italia ha affrontato l'Ungheria, gara molto combattuta come sempre succede quando si incontrano queste 2 nazionali, ma alla fine ha prevalso l'Ungheria col punteggio di 10-12,
Più equilibrata la seconda partita, vinta dalla Grecia sulla Spagna per 10-9. Per le 4 nazionali la tappa di Trapani rappresenta un collaudo importante in vista dei mondiali in programma a Singapore dal 12 al 24 luglio. Il programma di stamani prevede Italia-Grecia e Ungheria-Spagna, mentre domani si giocheranno Italia-Spagna e Grecia-Ungheria. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana.